Voleva continuare a bere alcolici, per questo ha minacciato il barista, è caduto a Fregona. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha cercato di fermare il diciottenne del posto in stato di alterazione psicofisica. Ne è nata una colluttazione. Sia il ragazzo che i carabinieri sono rimasti contusi ed hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il diciottenne, arrestato, è stato rimesso in libertà. A Treviso gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di una persona che si era accampata nello scantinato di un condominio. Si tratta di un 32enne originario di Vittorio Veneto che, in evidente stato di alterazione psicofisica, all'invito di prelevare i propri effetti ed allontanarsi, ha aggredito i militari spintonandoli, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata. L'uomo, dichiarato in stato di arresto per resistenza pubblico ufficiale aggravata, al termine degli accertamenti è stato rimesso in libertà. A Conegliano invece i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona a carico di un 34enne originario di quella provincia, revocandogli la misura dell'affidamento in prova e disponendone l'espiazione dei rimanenti 2 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, ubriachezza abituale, lesioni personali ed altri reati commessi negli anni 2009 e 2010 in varie località del Veronese. L'uomo è stato associato al carcere di Treviso.